Grazie ad una doppietta di Arrigo, l'Angelo Cuffaro si aggiudica il derby con l'Empedoclina e si pone a 2 soli punti dalla seconda posizione. Al termine di Angelo Cuffaro Raffalali, Empedoclina, siamo col tecnico della squadra di casa Gaetano Longo, vittoria per 2-1 dei tuoi. Gaetano, una gran partita, soprattutto avete fatto un primo tempo fantastico. Sì, penso che è stata una bellissima partita, forse un pochettino dopo il 2-0, un pochettino nervosa da parte, diciamo, dell'Empedoclina. Da parte nostra abbiamo fatto 2 gol di ottima fattura e soprattutto, come hai detto tu, nel primo tempo abbiamo fatto, diciamo, 45 minuti alla grande. Ora è importante continuare su questa strada qua, già è da 5 partite che stiamo giocando, diciamo, molto molto bene, i risultati stanno venendo. Però ripeto, dobbiamo dare continuità a questi risultati e soprattutto dare continuità al gioco. Una classifica che si è fatta interessante, ora squadre ad un punto, si parte dall'Empedoclina seconda, poi c'è il Master Pro che ho già perso, voi avete vinto, la Leon Bortese ha vinto, siete tutti ad un punto, quindi ancora tutto da giocare. Sì, ma al di là della classifica noi dobbiamo guardare, diciamo, quello che facciamo, diciamo, quello che rientriamo nei programmi della società qua, e non ha importanza la categoria, è importante, diciamo, una società, ed è veramente una società all'altezza della situazione e soprattutto una società che ha, diciamo, grandi prospettive per un altro anno, per gli altri anni, e stiamo lavorando, diciamo, per il futuro e soprattutto stiamo vedendo, diciamo, che abbiamo tirato fuori anche alcuni giovani all'altezza della situazione. Oggi un grande ricordo, quello del nostro grande amico Pietro Delfino. Sì, te lo volevo dire, alla fine Pietro è stato, diciamo, l'emblema, diciamo, il promotore anche di questo progetto qua, e soprattutto una persona che è indimenticabile per Raffatale, ma penso anche per Porto Empedocle, giusto? È uno che ha dato molto a questa società, ha dato l'input, ha creato, diciamo, il settore giovanile alla grande, e penso che questa vittoria qua gliela dedichiamo. Siamo con Fabio Speranza, tecnico dell'Empedoclina. Fabio, oggi è andata male, ha vinto il Cuffaro 2-1, abbiamo visto nel primo tempo, dopo aver incassato il secondo gol, un po' di nervosismo eccessivo che poi ha finito per condizionare l'intera partita. Sì, hai detto tutto. Intanto complimenti al Cuffaro che ha fatto la partita che doveva fare, e complimenti ai ragazzi perché li conosco bene, hanno fatto veramente un'ottima partita meritando la vittoria. Noi purtroppo dopo il secondo gol c'è stato l'episodio che ha portato all'espulsione di Galluzzo, che ha condizionato la gara. Giustamente sotto i 2 gol in 10 è stata dura, però i ragazzi hanno dato il massimo, abbiamo provato a giocare, abbiamo provato a pareggiarla, abbiamo trovato il gol del 2-1. Non ce l'abbiamo fatta, quindi onore e merito all'Angelo Cuffaro che adesso si è messo bene in classifica come noi. Per fortuna che il Master Pro ha perso in casa e quindi la classifica per noi è rimasta immutata, però ci serve da una buona lezione per queste 4 partite che rimangono alla fine. Si spera sia una sconfitta salutare, siete secondi, il Piazza Armerina è andato via, in ogni caso si punta al secondo posto per poi fare playoff in casa naturalmente. Beh sì, ora per come è messa la classifica chiaramente l'Armerina ormai è con un passo, con un piede dentro la promozione. Noi dobbiamo adesso proteggere bene questo secondo posto, abbiamo 4 partite di cui 3 in casa, dobbiamo cercare di fare bottino pieno. Come hai detto bene, questa sconfitta sarà da salutare per, come dire, rimboccarci le maniche e lavorare meglio per proseguire il campionato. L'Atletico Aragona pareggia a Caltanissetta, il Gemini cede di misura a Leonforte, mentre il Ravanusa sciupera la vittoria pareggiando in casa con Branciforti.